specializzato in promozioni culturali, è un formatore, collabora con biblioteche, istituti scolastici e anche università. In questo momento forma all'interno di un master all'Università di Ferrara. Ed Elise Obino, illustratrice, atelierista, che presenta le sue illustrazioni in modo molto particolare. È anche bibliotecaria ed è specializzata in letteratura per l'infanzia. Con Emanuele Ortu già stiamo collaborando un'attività di promozione alla lettura con le scuole medie che si chiama Storia in Tasca e sarà domani e dopodomani incontreremo i ragazzi. È una collaborazione molto interessante, lui è una persona molto preparata che si occupa proprio di letteratura per i ragazzi e gli adolescenti. Voglio dirvi che lo spettacolo di stasera rientra in un progetto che è un pochino più ampio, fa parte anche il progetto Storia in Tasca, finanziato dal Ministero delle Politiche Giovanili. Il progetto che ha vinto la biblioteca si chiama Giovani in Biblioteca e ci sta permettendo di fare moltissime attività e moltissimi corsi, anche i corsi che vedete in questo momento che stiamo pubblicizzando, come per esempio il corso di micologia, rientra in questo progetto, perché il progetto si chiama Trese, Giovani per la musica, lo studio e la natura. Per la musica sono stati avviati, e mi piace qui dirlo pubblicamente, dei corsi di piano e di chitarra gratuiti per dei ragazzi. Per lo corso di studio, per la parte di studio abbiamo attivato dei corsi di inglese, di potenziamento, di italiano e di matematica e il progetto con Emanuele Ortu. Lo spettacolo di stasera rientra nel progetto di studio. Con la natura invece abbiamo come partner il parco e il CEAS, stiamo attivando tanti progetti di tutela del territorio. Mi piaceva farvelo sapere perché è un progetto che sta coinvolgendo molte persone, non solo adulti ma soprattutto molti ragazzi, dunque ci tenevo a farvelo sapere. Io voglio semplicemente dirvi che la storia che vi presenteremo stasera è una storia particolare, una storia che non conoscevo, legandoci poi alla serata della memoria del 27 gennaio, che penso si possa ricordare in qualunque giornata dell'anno. Adolfo Kaminsky era un francese, è una storia che io conoscevo, in Italia si conosce poco ma si conosce molto in altre parti del mondo. Lui è un ragazzo che è iniziato da piccolo, da ragazzino, come poi racconterà Emanuele, a aiutare i partigiani. Infatti diventa poi un partigiano, lui un attivista, e riesce a salvare molte vite umane. Dopo la seconda guerra mondiale continua con la propria attività in altre situazioni difficili contro sempre i totalitarismi e le ingiustizie, come in Grecia, in Africa, in Palestina, negli Stati Uniti e in America Latina. Non vi voglio raccontare di più, vi dico semplicemente di apprezzare la serata che vi stiamo regalando stasera. Un applauso ad Emanuele e ad Elise e io vi auguro buona serata. Grazie. Prima di iniziare siamo abituati a dare due indicazioni. La prima è che la narrazione che sentirete, vedrete stasera, avrà momenti di sola parola, momenti di parola e suoni e momenti di sola illustrazioni o illustrazioni e suoni, per cui sarete voi, quando inizieranno le illustrazioni, a costruire la storia, a seguirla, non accompagnati da, come siamo abituati, dalle parole. È un'illustrazione molto particolare perché è stata costruita su quelle che sono alcune delle tecniche su cui ha lavorato Adolfo Kaminsky e poi ritrasformate in chiave artistica e vengono videoproiettate, per cui tutto quello che voi vedete è fatto artigianalmente, con i rischi del caso, al momento. E in ultimo, come sempre vi chiediamo di spegnere i cellulari o di mettere in modalità aerea, vedete voi, giusto per non avere poi l'effetto albero di Natale. Su questo chiedo se si possono spegnere le luci, così entriamo nel buio pre-racconto. Sì, come diceva Giusy, che io ringrazio per l'enorme lavoro organizzativo e non solo, così come ringraziamo il Comune per essere stato uno dei promotori di oggi. È tutto vero quello che noi vi racconteremo, ci sarà solamente un piccolo elemento che abbiamo immaginato, ma perché non abbiamo trovato informazioni chiare in 2 anni di ricerca, perché lo spettacolo di oggi nasce da una ricerca lunga
perché effettivamente, come diceva Giusy, Adolfo Kaminsky non è conosciutissimo in Italia, è più conosciuto fuori, anche il New York Times ha scritto parecchio di lui, in Francia è un po' amato e un po' odiato, e alla fine dello spettacolo capirete il perché. Detto questo, direi che possiamo iniziare. È stranissimo come le cose che noi impariamo ci sia un momento in cui tornano indietro, e questo tornare indietro è totalmente inaspettato, anche le cose più stupide, più sciocche, ed è quello che avviene in questa storia, perché Adolfo Kaminsky non ha apparentemente da ragazzino non ha delle grosse competenze, delle caratteristiche. Sì, è vero, è ebreo, siamo nel 1940 e essere ebrei in quel periodo non è sicuramente una facilitazione a vivere, ma quello che lo contraddistingue è che lui in 2 anni, tra il 40 e il 42, imparerà a fare 3 cose apparentemente banali. La prima è andrà a studiare come si costruisce la carta. La seconda è come si cancellano i colori. La terza sono le tecniche di stampa. E queste 3 cose, 3 competenze sviluppate che lui ha 14, 15, 16 anni, sarà quello che gli permetterà a un certo punto di cambiare la storia, ma soprattutto di salvare migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo. E quella che oggi vogliamo raccontarvi è la sua storia. Nel 1940 siamo a Vire, una piccola cittadina nel nord della Francia, quella zona che non è stata ancora occupata. È una mattina e Adolfo è assolutamente sicuro che quel giorno lui riuscirà a superare il suo record di velocità in bicicletta. Le motivazioni ci sono tutte. La prima, il tempo. Sono almeno 2 giorni che non sta piovendo, per cui il terreno è duro e giusto. Il vento è dal suo... e gira esattamente nella sua direzione. E poi lui quella strada la conosce perfettamente. Ormai sono mesi che la fa, perché è la strada che ogni mattina compie. Quando si sveglia va da casa alla fabbrica. Strano modo in cui è arrivato in fabbrica. Adolfo nasce da una famiglia ebrea che dalla Francia è costretta a trasferirsi in Russia, e dalla Russia deve fuggire a un certo punto e arrivano in Argentina. E lì, dopo un po' di tempo, sentono l'esigenza di tornare in Francia e ce la fanno. E quando Adolfo arriva, però è troppo grande per andare a scuola, ma troppo piccolo per lavorare. E allora la direttrice della scuola lo porta dentro lo stesso e dà un incarico a lui e un altro ragazzo, un italiano immigrato, e gli danno da gestire il giornale della scuola. Gli danno una bella somma e via. E lì nasce la prima gemma che lo porterà poi a salvare migliaia di persone, perché in questo lavorare nel giornale diventa bravissimo nell'arte della stampa. Però questo periodo bellissimo a un certo punto finisce, lo sappiamo, le cose belle a un certo punto spariscono. E spariscono in questo caso per colpa del fratello maggiore, che decide di non lavorare più per lo zio. Strano personaggio lo zio. Lo zio era famoso a Vir per 2 motivazioni. La prima, la generosità.
Fate il conto che quando la famiglia di Adolfo dall'Argentina vuole tornare in Francia, lo zio prima paga interamente il viaggio a tutta la famiglia, stiamo parlando del 1940, è una cifra enorme, e dopo costruisce una casa lì a Vir, grande, enorme, dove possono vivere tutti assieme, la famiglia di Adolfo e lui. L'altra motivazione per cui lo zio è famoso sono i calci nel sedere, perché ogni volta che un dipendente della ditta dello zio si comporta male, fa un errore, allora lo zio prende una grande rincorsa, dà un calcio per insegnare all'uomo che così non ci si deve comportare. Quindi potete immaginare che quando il fratello di Adolfo viene mandato a lavorare per lo zio, al secondo calcio decide di fuggire e va a lavorare in fabbrica. Adolfo è più veloce. Alla prima proposta decide di andare immediatamente in fabbrica. Ed eccoci finalmente a quella mattina. È ottobre, il tempo è buono, Adolfo sale in bici e inizia a pedalare. La prima parte è un rettilineo, ma Adolfo ormai è bravo, per cui sa benissimo che quando inizia deve lasciare le gambe tranquille, morbide. E allora vale, lascia andare, e poi a un certo punto le sente cariche, quindi aumenta la potenza. E dopo il primo rettilineo si rende conto che già è riuscito a prendere almeno 10 decimi di secondo. Perfetto, prima curva, questo è semplice. Anche lì hai imparato un trucco. Lascia le gambe, prendi la curva e fatti portare avanti dalla forza centripeta. E lui lo fa, la forza lo prende, lo porta avanti e poi quando la curva sta per finire, gambe, addome, dorsali, si rimette in dritto e via sul rettilineo. Ora le gambe sono forti, va veloce, prende ritmo, è veramente, è lì, lo sta per superare il record, forse addirittura 2 secondi, e poi però c'è la curva. Ci sono le curve e le curve, questo è un articolo determinativo enorme. Gambe lasciate, prende la curva, scende, addirittura il viso sta quasi per toccare terra, poi gambe, addominali, dorsali, tira su, punta in modalità aerodinamica e tutto si ferma. Si ferma la bici, lasciando lentamente le ruote andare. Anche il vento si ferma, quasi in maniera ossequiosa, ma soprattutto quello che si ferma è l'aria nei polmoni di Adolfo. Non c'è spazio, è completamente occupato dalla paura, perché quello che lui vede, quello che ha davanti, è questo. Quello che Adolfo vede è un fiume infinito, è metallo. È strano perché la prima cosa che pensa quando li vede è che quei macchinari sono meravigliosi, sono perfetti. E lui di queste cose se ne intende perché in fabbrica costruiscono pezzi per aerei militari. E sì, quei carri armati tedeschi sono l'arma da guerra più importante che lui abbia mai visto. I carri armati passano e arrivano anche loro. Non che lui non ci avesse mai pensato, ebreo, ha già dovuto fuggire dalla Russia e poi sa che c'è la guerra, però lui sperava che lì a Vir non sarebbero mai arrivati, un piccolo paesino, e invece sono lì. Centinaia di
nazisti, completamente vestiti di nero e armati, mitragliatrici, fucili, armi da campo. E a quel punto al ragazzino non rimane altro da fare. Prende la bici, la gira e torna a casa dei genitori. Una volta arrivato a casa trova i genitori che stanno ascoltando Radio Londra, soli col fratello maggiore. Lo sappiamo tutti che le trasmissioni di Radio Londra erano vietate e se ti trovavano potevano anche incarcerarti, però i genitori l'ascoltano. E quello che sente Adolfo fa paura. Fa paura perché siamo nel 1940 e questo 1940 è nero, è scuro. Sono tanti i paesi, le nazioni che ormai sono sotto il gioco dei nazisti, accordi commerciali, invasioni militari oppure alleati come l'Italia. E Radio Londra comunica proprio questo, che la situazione inizia a farsi disperata. L'arrivo dell'esercito non cambia particolarmente la vita di Adolfo e degli altri ebrei. Sì, è vero, devono andare in questura a denunciarsi. Devo dirvi che, tra l'altro, i poliziotti locali cercano anche di non far andare avanti queste autodenunce, però alcune devono. Quello che cambia però realmente è che Adolfo, come tanti altri ebrei, deve licenziarsi, perché non possono fare alcuni lavori. Era stato molto toccante il momento del licenziamento di Adolfo e del fratello della fabbrica. Era una mattina e a un certo punto tutti i dipendenti erano stati portati fuori. Davanti a loro c'erano una decina di ufficiali nazisti. Capendo il rischio, a quel punto alcuni dei colleghi, delle colleghe avevano intonato canti di protesta. I tedeschi avevano risposto con dei colpi di mitra, facendo capire che i prossimi non sarebbero stati in aria, ma su qualcuno di loro. E i canti si erano fermati. Vi dicevo però che la vita di Adolfo va avanti, trova un altro impiego, col fratello vanno a lavorare in tintoria e lì è il secondo incontro fondamentale, i colori. Adolfo diventa bravissimo a cancellare, anche perché in quel periodo vestiti ce n'erano pochi e molti di quelli che si riuscivano a recuperare erano vecchi uniformi della prima guerra mondiale che venivano presi e cancellati, veniva cambiato il colore. E su questo Adolfo diventa il più bravo, perché a lui la chimica affascina. E la sua vita va avanti così. Durante il giorno va a lavorare, la notte studia chimica e impara anche a fare i saponi. E quindi cambia, ancora più bello, perché lui la mattina porta in giro, in quelle case in cui non ci sono, sapone e altri tesori che durante la guerra non ci sono. Però poi la guerra si rende conto che ha tralasciato un po' Adolfo, se ne è dimenticato, e allora lo prende di petto. Prima cosa è lo zio. Una sera arrivano degli amici dello zio, amici d'infanzia, che gli comunicano che lui deve immediatamente andare via perché il giorno dopo arriveranno dei nazisti per prenderlo e portarlo in un campo. Lo zio non batte ciglio, entra dentro, avvisa, prende una valigia e sparisce. Adolfo non rivedrà mai suo zio. La guerra continua. Secondo passaggio. La casa. Quella casa bellissima costruita dallo zio viene requisita dagli ufficiali nazisti per farci un bordello che lavorerà benissimo. Terzo, ecco il terzo è un problema, perché fino ad adesso Adolfo è riuscito in qualche modo a scansare, a spostarsi, a trovare un modo per continuare a viverla quella vita. Ma il terzo passaggio è la morte. La prima è quella di Jean, un suo amico, un collega della fabbrica, il primo che l'aveva trattato davvero da adulto. Jean viene ucciso da un nazista perché si prova a mettere in mezzo, a salvare una donna. E il quarto è il punto di non ritorno, la madre. La mamma di Adolfo scopre che lo zio probabilmente è stato trovato a Parigi, allora prende valigia, veloce, sale sul treno, va a Parigi, ma non ci arriverà mai. Le notizie ufficiali che riceveranno è che la donna, mentre era in treno, ha sbagliato porta, anziché entrare in bagno, ha preso la porta esterna. Certo, come se fosse possibile. Le informazioni non ufficiali, ma vere, dicono che la donna è stata lanciata fuori dalla finestra del treno.
corsa. A quel punto Adolfo non ha più spazio e si rinchiude totalmente nello studio della chimica. È lì che fa il primo incontro umano fondamentale, Monsieur Brancourt. Attenzione, perché siamo nel 1942 e quello è l'anno di massima espansione dei nazisti. Il massimo potere raggiunto e si vede il nero umano dilaga. Monsieur Brancourt, vi dicevo, è il farmacista del paese. I due fanno amicizia e l'uomo capisce la vera passione di Adolfo e quindi gli dà una mano a studiare chimica, anche economicamente. E poi una notte la vita di Adolfo cambia completamente. Lui e Monsieur Brancourt stanno chiacchierando, stanno bevendo un surrogato del caffè in piena notte, quando l'uomo si guarda attorno e abbassa la voce. Ascolta Adolfo, volevo chiederti una cosa. Adolfo quella domanda l'aspettava da tempo, perché lui di stare in attesa non ne può più. E risponde, non lascia neanche finire. Sì, va bene. No, aspetta ragazzino, non ti ho ancora detto cosa. Quello che ti voglio chiedere è se te la senti di fabbricare qualcosa di diverso da quello fatto finora. Sì, lo sapevo. E ci sto. No, Adolfo, devi riflettere un attimo. Io ti sto chiedendo se sei in grado e vuoi fabbricare esplosivi per la resistenza. Significa che se sbagli puoi morire. Sì, risponde Adolfo, perché lui non ha più spazio dove cercare di vivere e qualcosa deve fare. E dice di sì. E allora la vita di Adolfo all'esterno non cambia, sembra sempre la stessa. La mattina porta in giro i sapori, va a lavorare in tintoria, rientra a casa, fabbrica il sapone e lì il cambio. Dopo il sapone è il turno degli esplosivi che poi la notte consegna a Monsieur Brancourt. Ha un senso questa vita per lui, gli sembra di fare qualcosa. E poi è una mattina, lui sta lavorando in tintoria, sente lo scampanellio, entra dentro, qualcuno, sì, il qualcuno sono due ufficiali nazisti. Allora Adolfo non solo sorride molto di più, perché di fronte ai nazisti lui deve sembrare perfettamente affabile. Prego, in cosa posso essere utile? Tu sei Kaminsky? Dice uno dei due. Sì, Adolfo, dov'è tuo fratello? E lo chiamo. Adolfo porta il fratello. Quindi voi due siete i due Kaminsky, giusto? Sì. Il militare non li bada più, si gira. Prendeteli. Ed entrano altri 3 militari che prendono i 2 ragazzi, li portano su una camionetta piena di altri ebrei.
quel treno che ha deportato ebrei, politici, omosessuali, tutte figure che non vengono accettate in quel momento storico. E nel scendere si trovano davanti una delle costruzioni di morte perfette inventate in quel periodo. È una cittadina, si chiama Drancy, esiste tuttora tra l'altro. Drancy viene completamente bloccata dal filo spinato, chilometri e chilometri. Ci sono pochi varchi presidiati dai militari. I deportati vengono accompagnati e smistati. Una volta dentro si trovano dei palazzi che sono stati interamente sventrati dagli infissi. Porte, finestre, mura, non c'è più nulla. E lì vengono lasciati i deportati. Lì devono vivere, a morire di freddo. La loro vita va in questo modo. Durante la giornata si lavora e poi chi non muore ritorna in queste sorta di case. La notte però c'è un altro passaggio, è la selezione. Kaminsky, Adolfo ce la racconta in maniera molto chiara. Non capiscono qual è il criterio, però la notte alcune persone vengono prese, portate via, rasate e accompagnate al quinto piano di quei palazzi. Ed è sempre Adolfo a raccontarci che le urla e i pianti che loro sentono non andranno mai via dalla loro memoria. E queste persone il giorno dopo non ci saranno più. Eppure in questo luogo di morte Adolfo, ma non è solo lui, riesce a trovare dei piccoli barlumi di vita. E uno ce l'ha nella conoscenza di un uomo, un professore del Politecnico. Loro chiacchierano e a un certo punto Adolfo racconta che è un appassionato di chimica. Allora l'uomo ribatte che per studiare la chimica bisogna essere bravissimi anche in algebra e matematica. E risponde Adolfo: sarebbe bello. Sì, è bello perché ti posso aiutare io. E immaginatevi che in quel luogo di disperazione loro si danno appuntamento una volta al giorno e isolano tutto il resto e studiano un'ora di vita. E poi Adolfo continua a studiare, a rifletterci anche mentre lavora, in ogni momento buono prende il libro e continua. Ed è una di quelle mattine, lui ha appuntamento alle 11 col professore, sono le 11, le 11:05, le 11:10. L'uomo non arriva. E allora Adolfo capisce. E poi la guerra di nuovo ritorna a bussare. La famiglia Kaminsky viene invitata e accompagnata negli uffici dove c'è il direttore di quel carcere a cielo aperto che è Drancy. I Kaminsky entrano nell'ufficio e sono terrorizzati. E quel silenzio è fatto infatti di paura, il lato Kaminsky, e sembrerebbe il lato rabbia da parte del direttore. L'uomo non alza neanche la testa, prende un foglio e lo getta verso la famiglia di Adolfo. Il babbo si avvicina, terrorizzato, prende il foglio, lo legge e inizia a piangere. Piange lacrime di gioia perché su quel foglio c'è scritto a chiare lettere che la famiglia Kaminsky è libera. È libera perché loro hanno un passaporto argentino e l'Argentina è neutrale e chi è neutrale non deve essere internato. Quello è un tesoro per la famiglia di Adolfo che il padre ripiega e nasconde in tasca. Escono e ci sono altre persone che hanno avuto questo miracolo. Si organizzano per andare via, verranno accompagnati. Adolfo non vuole andare via. Lui non ci sta ad essere salvato semplicemente perché un paese ha deciso di essere neutrale, perché lo dice chiaramente che la neutralità in guerra non esiste. O stai da una parte o stai dall'altra. Nessuno riesce a convincerlo, quando a un certo punto un ragazzo con cui Adolfo ha fatto amicizia lì a Drancy si mette in mezzo e gli dice una frase che evidentemente nella vita di Adolfo rimarrà un comandamento. Adolfo, se tu stai qua, muori. Se tu vai via, puoi salvare delle vite. E Adolfo questo lo accetta, e accetta quindi di andare via
Così la famiglia Kaminsky, come tante altre, arrivano a Parigi e siamo nel 1943 e la situazione è questa: il nero c'è, il nero continua ad avanzare. A Parigi vengono smistati in tante piccole strutture, in una di queste viene portata la famiglia Kaminsky, che è una struttura per ebrei, perché quello che non sanno i Kaminsky è che alcune di queste strutture sì sono gestite da ebrei, ma alcuni di questi collaborano con i nazisti, sono delle spie. E una notte Adolfo nella sua stanza sta leggendo una lettera di Monsieur Brancourt, l'amico, il farmacista. A un certo punto sente un suono e chi è stato in un campo di concentramento sa riconoscere alcuni suoni, tra questi il rumore dei tacchi degli ufficiali nazisti. E Adolfo è sicuro che il rumore che sta sentendo è questo, per cui veloce prende la lettera, la strappa in 4 pezzi, la mangia, la fa sparire, non può esserci traccia che lo portino al suo amico. La porta viene aperta, aveva ragione. Entrano gli ufficiali in tutte le stanze di quella struttura. L'ordine è lo stesso: prendete qualcosa veloci e andiamo via. E lì succede una cosa assurda, perché Adolfo prende 2 vestiti, 2 nella sacca, però chiede a quel militare di mettere nella sacca, perché lui quasi non riesce a sollevarli, 2 libri, uno di matematica e uno di chimica. E il militare la prende a ridere, pensa che quel ragazzo sia completamente pazzo e li mette quei libri. Ecco, quei libri sono quell'altra arma che gli permetterà di salvare migliaia di vite. La famiglia di Adolfo viene accompagnata fuori, portata in questura, c'è una fiumana di gente enorme. Poi a un certo punto è il turno della famiglia Kaminsky e hanno capito dalle voci che si sono sentite che probabilmente li stanno mandando in altri campi. Allora il babbo di Adolfo prende coraggio e tira fuori quel foglio, quello che li ha già salvati una volta, e lo mette lì e dice che loro sono argentini, per cui non devono essere portati in un campo. C'è scritto lì, è scritto chiaramente. È un momento di panico. Le guardie non sanno cosa fare, è vero, però c'è scritto così, non devono essere internati. E allora li liberano. Però no, non è vero. Non è vero, perché l'Argentina, circa 12 ore prima, è uscita dalla neutralità, ma quella notizia non è ancora arrivata in quel commissariato. Sarebbero bastati pochi minuti e la famiglia di Adolfo avrebbe preso un'altra strada. I Kaminsky si nascondono in una piccola pensione e capiscono che quello che a loro serve sono passaporti falsi. Allora il babbo, che aveva combattuto la prima guerra mondiale, recupera alcuni contatti che lo portano ad avere contatti con la resistenza. La richiesta è semplice: passaporti. La risposta è semplice: possiamo farvi avere non solo i passaporti, ma anche farvi finire in giro per la Francia in luoghi quasi sicuri. L'unica cosa che dovete fare è farci avere le vostre foto. Ok, l'incaricato sarà Adolfo. E la mattina dell'incontro, immaginatevelo Adolfo dopo che è stato a Drancy, dopo che ha rischiato di finire un altro campo e deve andare in giro per Parigi con delle foto compromettenti, perché sono tagliate e pronte per i documenti. Eppure lui va, a 16 anni. Cammina tranquillo, arriva al luogo dell'appuntamento, è la statua di Molière, e deve stare lì con un libro sotto braccio. Ogni volta che qualcuno incontra il suo sguardo, per lui è terrore, ma non può dimostrarlo, deve rimanere tranquillo. Poi a un certo punto arriva un ragazzo che gli si avvicina, lo saluta, lo abbraccia. Adolfo non capisce cosa stia succedendo, ma capisce che deve stare al gioco. Il ragazzo lo prende a braccetto, i 2 iniziano a camminare e parlano di scuola, una scuola che non è mai esistita. E tra una frase e l'altra quel ragazzo butta lì altre informazioni. Ce l'hai le foto? Sì, ok, dalle in tasca. Perfetto. Allora ti farò un anno più piccolo però, Adolfo, perché se no devi fare il servizio di leva obbligatorio. No. No. Per la prima volta Adolfo si gira e lo guarda dritto negli occhi. Io devo lavorare, devo essere autonomo. Va bene, ok. Che lavoro sai fare? Tintore. Un attimo, dice il ragazzo. Quindi te la cavi con gli inchiostri? Sono bravissimo. Non esagerare, ragazzino. Noi abbiamo degli inchiostri che non riusciamo a cancellare. Te la senti di provare? Sì. Passano alcuni giorni. Adolfo va all'appuntamento in un hotel, sale al 4º piano, bussa come gli è stato spiegato, entra dentro
c'è il ragazzo con cui aveva già parlato, più 2 donne e un uomo. Avranno al massimo 22-23 anni. E poi il ragazzo con cui aveva già parlato prende parola e gli dice: allora Adolfo, noi dobbiamo capire se tu sei in grado di darci una mano realmente. Allora lo accompagnano a una scrivania e gli mettono davanti un passaporto, poi un pennino, dell'inchiostro, un timbro. Bene ragazzo, devi provare a falsificare la scrittura in modo tale che questo documento sia credibile. Adolfo però capisce che è un'altra la richiesta. Gli stanno chiedendo di entrare nella resistenza e gli stanno dicendo che quel passaporto sarà il suo passaporto. E allora Adolfo ci pensa, prende la penna e fa la sua scelta. Adolfo ha compilato tutto con estrema precisione e nel momento in cui ha finito ha appoggiato la penna. Adolfo ragazzo non c'è più. Non sappiamo cosa può aver pensato un ragazzino di 17 anni nel fare una cosa del genere, però è chiaro che lui sa che quel ragazzino ora non esiste più e al suo posto è appena nato Julian Keller, il falsario di Parigi. Dopo che la famiglia di Adolfo viene portata lontano e nascosta al sicuro, per quanto si possa stare al sicuro durante una guerra, Julian, perché ormai lui è Julian, viene portato nel centro di falsificazione. Arriva, è un piccolo appartamento ed è completamente diverso da quello che si sarebbe aspettato. Quello che davanti è un atelier di pittura. È veloce Julian, lo capisce, è veramente il nascondiglio perfetto. Possono fare tutti gli acquisti che servono senza destare sospetti. E poi lì Julian guarda meglio e si rende conto che quegli appesi non sono dipinti, sono certificati di arianità, certificati di nascita, e quelli nascosti nei cassetti, tagliati perfettamente, sono le basi per i passaporti. Dentro ci sono alcune ragazze, alcuni ragazzi, leggermente più grandi di lui, avranno una ventina, 22 anni massimo. Una di loro si fa avanti e si presenta, lei avrà al massimo 23 anni. È la responsabile del centro di falsificazione di documenti per tutta Parigi e parte della Francia. Allora Giuliano, ti spiego, il nostro lavoro funziona così. Ogni giorno, ogni 2 o 3 giorni ci viene portato un elenco. Sono persone che potrebbero essere prese e portate nei campi a breve. Noi dobbiamo memorizzare, perché qua non passa nulla per iscritto, dobbiamo memorizzare nomi e indirizzi. E poi ognuno di noi si deve muovere per Parigi e rintracciare queste persone e convincerle di quello che sta per accadere. Se ce la fai, allora costruisci per loro i documenti falsi al momento. Se manca qualcosa devi tornare qui,
preparare quel documento e portarglielo la notte, rischiando ancora di più. Hai domande? Sì, 2. Ok. La prima, ma davvero c'è qualcuno che non crede a quello che sta succedendo? Non hai idea quanti? Alcuni non credono che ci siano i campi, altri invece ti rispondono che loro sono francesi da generazioni per cui non c'è motivo per cui vengano presi e internati. Ok. E la seconda domanda che volevi farmi? Cosa devo fare se mi trovano? Ah, scappa, devi fuggire, non devi farti beccare. Sì, questo lo immaginavo. Ma se mi trovano, se mi fermano, se non riesco a fuggire, io cosa devo fare? E quello è l'unico momento in cui gli altri e le altre smettono di lavorare e guardano tutti nella sua direzione, perché sanno già la risposta. Ti devi uccidere. Perché le informazioni che tu hai sono talmente importanti che nessuno deve averle. Ed è così che inizia la vita di Julian Keller il falsario. Ed è una di quelle mattine. Julian ha in testa 50 nominativi, nome, cognome, indirizzi. E poi con sé ha la borsa che si porterà sempre dietro, con un doppio fondo. Sotto ci sono i timbri, gli inchiostri e i documenti pronti. Sopra dei libri e un panino. Julian esce, sale sul tram, 10 fermate. Prima, seconda e terza non succede nulla. Julian è tranquillissimo. Non solo, ha imparato anche ad avere la faccia giusta in queste situazioni, la faccia di chi è assolutamente tranquillo, è a suo agio, è a posto. Quarta, quinta e sesta fermata. Non succede nulla. Anche lì ha imparato un trucco. Una parte del suo cervello è lì che continua a ricordare i nomi. L'altra, piccola, è un radar che deve stare attento a 2 singole cose: pieno e vuoto, rumore e silenzio. Perché il rumore vuol dire che le persone sono tranquille e stanno chiacchierando. Il silenzio vuol dire che hanno paura. Se ti montava in una fermata, nessun problema. Julian non sente neanche le chiacchiere che ci sono dietro, questioni di tempo, lavoro. Lui ascolta solamente il pieno e il vuoto. 10ª fermata è la sua. Il tram si ferma. Julian e un'altra decina di persone si alzano in piedi. La fila non va avanti. Vuoto. Documenti, si sente da un lato e dall'altro. La fila va piano, pianissimo. Allora a un certo punto Julian prende il sopravvento perché ci sono 50 persone che lui deve riuscire a rintracciare. Supera tutti, si avvicina con una faccia tranquilla. E col mio documento sono Julian Keller. La guardia prende il documento, guarda il documento e poi guarda lui. Fa questo movimento un paio di volte per sperare di beccarlo, magari in flagrante, in fallo, con una faccia di quella da colpevole. Però Julian ha imparato che in queste situazioni 2 cose devi fare. La prima, devi sembrare stupido, perché se sembri intelligente le persone si preoccupano. Se invece sembri sciocco, allora ti lasciano andare. L'uomo lo guarda. Sì, il documento è a posto. E certo, pensa lui, l'ho fatto io, è perfetto. Keller, che cosa c'è in quella valigia? Ok, è il momento della verità. Julian la apre e fa un'altra cosa. Se c'è un doppio fondo della valigia, c'è anche un doppio fondo delle emozioni. E lui in quel momento non deve far trapelare nulla. E nel suo doppio fondo nasconde tutto. Non deve esserci un battito di ciglio sbagliato, un movimento della mano, un tremito, oppure una goccia di sudore. Tutto è nascosto in quel doppio fondo. Bene, Keller può andare, tutto a posto. Julian sorride, prende la valigia e scende. Julian cammina piano, se lo deve ricordare, e lo fa
perché magari lo stanno osservando. Allora cammina un paio di isolati, poi gira ancora, fin quando non si nasconde in un vecchio cimitero, perché lui sa che a un certo punto quello più a fondo deve esplodere. Sono delle crisi a cui è dato anche un nome, ed è quello che succede. Il cuore va a 1000, sembra quasi di avere un infarto, le braccia e le gambe continuano a muoversi senza controllo e suda copiosamente. Poi quella crisi che dura 15-20 minuti a un certo punto si attenua, passa. Allora Giuliano riprende coscienza e va per la sua missione. Ogni volta che bussa, parla, spiega, racconta perché lì entra, quando glielo permettono, e quando esce, quelle famiglie che prima erano ebree, quando lui va via hanno un passaporto che indica che sono francesi o magari tedesche, e va in questo il suo giro vagare. 45 persone salve, gli rimane l'ultima famiglia, va, è tranquillo, bussa, gli apre davanti una donna alta, anziana, magra, ma sono tutte magre le persone in quel momento, in quel periodo, non c'è cibo. Cosa vuole? Dice la donna. Si mette male, lo capisce subito Giuliano, ormai ha una certa esperienza, però ci prova, sorride, spiega perché lì, spiega del rischio di essere internati, e la donna ogni volta che sente una frase di Giuliano fa un mezzo passo indietro fin quando non lo blocca. Perché mi sta dicendo queste cose? Cosa vuole? Ecco, il protocollo dice che in questi casi i falsari devono prendere e andare via perché rischiano di essere denunciati, e Giuliano è pronto a farlo, però nel momento in cui si muove vede che dietro quella donna, in fondo, lì nel soggiorno, c'è un tavolo, intorno al tavolo ci sono 4 tra bambine e bambini che avranno tra 5 e 10 anni. Ma tu li puoi lasciare là dentro? Certo che no. Allora Giuliano ci riprova e racconta anche di Drenzy, racconta di tutto quello che è accaduto, ma la donna non cambia sguardo, anzi a un certo punto alza la mano e lo blocca. Se lei non la smette, io chiamo i gendarmi. E Giuliano capisce che non può andare avanti. Va via. È notte ormai, il coprifuoco è suonato. Trova un telefono, fa un numero e dice una parola che non aveva mai detto e un codice. Vuol dire che non ha salvato tutte le persone. Perché per Giuliano la sua borsa non è leggera delle 45 che ha salvato, no. È pesante delle 5 che non si sono salvate. E la vita di Giuliano va avanti così, e siamo qua nel 1943. A un certo punto alcune cose cambiano. La prima, Giuliano riesce a rivoluzionare il sistema di falsificazione, non ha mai lavorato così bene. Anche per questo viene nominato responsabile del centro di falsificazione di Parigi che rifornisce Francia e Londra a 18 anni. A 18 anni ha un peso di questo tipo. E proprio delle mattine viene chiamato a un appuntamento con un altro responsabile della Resistenza. Se c'è un incontro del genere la cosa promette male, e effettivamente promette molto male. La comunicazione è molto semplice. Ci sono 300 tra bambine e bambini che entro 5 giorni verranno prese e portate e smistate in campi di concentramento. Quindi servono documenti? Sì. Quindi 300? No. Perché per ogni bambino o bambina non sono un documento. Sono 3 documenti: passaporto, certificato di arianità, certificato di nascita. 900? No, 950. Perché le bambine e i bambini non vanno mica da soli poi in giro. Ci sono delle figure apposite che si chiamano passeur, e quindi un documento per ogni passeur. 950 in 5 giorni. Nessuno ci è mai riuscito. Ma in tutte queste situazioni la risposta di Giuliano è una, è unica. Va bene, ci vediamo tra 5 giorni. Torna nello studio e discutono perché è arrivata un'altra richiesta. 200, altri 200 passaporti per 200 partigiani ungheresi che rischiano di essere portati nei campi. 1150. Serve un miracolo. Allora discutono: chi salviamo? I bambini, le bambine, oppure i partigiani? E poi Giuliano a sbloccare la discussione, perché è sbagliata la domanda. Non è chi salviamo,
ma come facciamo a salvare tutti? E iniziano. Si danno questa direzione. La notte dormiranno a turni, e dormiranno poco, 4-5 ore. Questo è l'unico modo, secondo loro. È la prima notte. E allora Julian fa un conteggio, mentre gli altri stanno dormendo. Beh, le sue colleghe e i suoi colleghi hanno lavorato davvero bene. Però andando a quella velocità non ce la faranno. E Julian pensa, il suo pensiero laterale è veloce e capisce. La prima constatazione è questa: in un'ora lui è in grado di fare 60 passaporti, 30 se deve farli con la massima precisione. Ok, contiamone 30 vite. Allora l'equazione è semplice: ogni volta che lui dorme muoiono 30 persone e il passaggio è automatico, è semplice, era lì, palese, lampante. Per 5 giorni Giulia non dovrà dormire. In questo modo raggiungeranno i 1150 passaporti, sempre che non faccia nessun errore. Perché non è il non dormire, vuol dire questo, che lui dovrà avere il cervello al 100%, perché basta un timbro messo male, una virgola, un segno, e quella persona che è convinta di avere un passaporto pronto a salvarlo rischia la morte. E questi 5 giorni passano. Giulia non dice nulla ai colleghi e alle colleghe, non devono accorgersene. È il pomeriggio dell'ultimo giorno e inizia il conteggio. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, arrivano a 1000 passaporti. Bene, 1100, 1150. Tutti i documenti ci sono e devono festeggiare. È un miracolo quello che sono riusciti a fare. E sono lì, davvero non gli era mai capitato di prendersi un momento di quasi felicità. E poi sento un toffo, un rumore improvviso. Sei in guerra, un centro di falsificazione, la prima cosa che fai è guardare le finestre e le porte, ma non c'è nessuno. Ok, già questo è buono, però quel toffo l'hanno sentito tutti. Allora si muovono per lo studio, non trovano nulla fin quando a un certo punto una voce forte, spaventata, arriva dal bagno. Accorrono anche gli altri, le altre. Giulian è a terra, svenuto. Controllano. Il battito del cuore è bassissimo e non puoi chiamare il medico, logicamente. Attendono 1, 2, 3 ore, 4 ore. Alla fine Giulian riprende, la sua fibra è forte. E una delle sue colleghe gli dirà testuali parole: Giulian, non farlo mai più. A noi serve un falsario vivo, non un falsario morto. Ed è così che la vita di Giulian va avanti. E arriviamo al 1944. È bella questa mappa, eh? Guardate quanto nero è andato via. È bello vederla oggi. Ma per chi vive quel 1944 è problematico, perché, come accade in molte dittature, iniziano a trucidare e a uccidere. Non che prima non lo facessero, ma ora lo fanno senza nessuna ragione alcuna. Gli arresti vanno avanti, veloci, e i campi di concentramento e i forni non hanno mai lavorato come in questo 1944. E non è questa la sola cosa a peggiorare. E anche la salute di Giulian, che continua a lavorare senza fermarsi. Sviene di frequente, è completamente denutrito. Pensate che la mattina lui impiega mezz'ora a staccare le 2 palpebre da quanto sono infiammate, eppure non si ferma. Lui ha chiaro quella frase: deve salvare vite. E a un certo punto avviene un'altra richiesta. Giulian, in quanto responsabile, va all'appuntamento. E questa è peggio dell'altra, molto peggio. 40 responsabili della resistenza francese sono stati arrestati dai servizi segreti tedeschi.
Questo vuol dire che il centro di falsificazione deve essere smobilitato immediatamente, perché quelle 40 persone a un certo punto sotto tortura parleranno. Julian torna, dà l'indicazione, dà l'ordine. Ognuno dei falsari si nasconde per Parigi, anche Julian non ha soldi, loro questo lo fanno gratuitamente, porta con sé la sua valigia, quella dove ha i timbri e gli inchiostri, e si nasconde in una piccola pensioncina. L'accordo è questo: ogni mattina Julian andrà a un appuntamento, a questo appuntamento gli comunicheranno se possono tornare nel centro. I primi 5 giorni la risposta è sempre no. La sesta è un problema, perché la situazione non si è ancora risolta, ma contemporaneamente c'è una richiesta. 300 famiglie hanno necessità di documenti falsi. Va bene, dice Julian, li posso fare io l'attrezzatura? No, perché in questo 1944 non è più sufficiente un passaporto a caso. L'unico passaporto sicuro è quello svizzero. Ecco, questo è un problema. Fino al 1944 nessuna è mai riuscita a falsificare il passaporto svizzero. È un problema di carta e di doppia stampa. Ma come sempre la risposta di Julian è una unica: sì, ci vediamo tra 5 giorni. Allora quel ragazzino va in giro per Parigi e recupera tutti le sue colleghe e i suoi colleghi ed appuntamento tra 2 giorni al centro di falsificazione e chiede a ognuna di loro di recuperare un unico ingrediente, un unico materiale per non destare sospetto. E poi torna nella sua pensioncina e non dorme di nuovo per 2 giorni. Arriva al centro di falsificazione. Ci sono le colleghe e i colleghi, la scena sta di grottesco, perché Julian ha un sorriso enorme, raro vederlo sorridere, però l'occhio sinistro non si apre più da quanto è infiammato. Apre la borsa e tira fuori il primo passaporto svizzero falsificato, è perfetto. E allora in questi 3 giorni rimanenti lavorano alacremente e ci riescono a falsificare i passaporti svizzeri necessari. Allora Julian li prende e li porta lui al punto di incontro, perché non vuole rischiare che qualcuno delle sue colleghe e colleghi possano morire. Ed è strano per Julian, perché si sente quasi leggero. Consegna i passaporti e lì la leggerezza ha un sapore quasi diverso, è più buona, è delicata. Torna al centro, non dico che è felice, però sta quasi bene. Bussa come convenuto, apre. Dentro no, non capisce, perché sente gli ultimi rintocchi dei suoni di Radio Londra e vede che attorno alla radio ci sono le sue colleghe e i colleghi che stanno piangendo a dirotto. E vedi, non ti puoi permettere un attimo di felicità che di nuovo qualcosa accade. E lui è lì che non capisce, perché nessuno gli spiega nulla. E allora una ragazza, una delle sue colleghe, si solleva e gli va incontro. Lo guarda dritto negli occhi, poi lo abbraccia e gli sussurra tra le lacrime: Julian, la guerra è finita. La guerra è finita perché quel 7 maggio del 1945. Poi noi lo sappiamo che la guerra non finisce realmente immediatamente, continueranno a esserci morti, ma la guerra ufficialmente è finita. Quello che non è finito però è la vita di Julian Keller come falsario, perché appena finita la guerra viene preso e portato dentro i servizi segreti francesi con un incarico che a lui convince: deve costruire documenti perfetti perché gli ebrei possano tornare nelle nazioni d'origine. Perché sì che la guerra è finita, ma nazisti e fascisti ancora in posizioni di comando ce ne sono e non è facile tornare in patria. A un certo punto però Julian scopre che i servizi segreti francesi stanno lavorando per mantenere la dittatura in Algeria. E no, non va bene. Allora Julian va via dai servizi segreti e si sposta in Algeria, dove fa delle amicizie e lavora per loro. Fabbrica documenti per la resistenza. E non si ferma lì. Lui potrebbe, pensateci, ha dedicato anni della sua vita a rischiare di morire per perfetti sconosciuti. Per cui ha il diritto di riprendersi una vita, ha il diritto di ritornare ad Adolfo Kaminski. Eppure non lo fa. Continua gratuitamente a fare il falsario e lo fa in Sud America, dove costruisce documenti fasulli.
contro le dittature locali. Lo fa contro le dittature in Sudafrica. Beh, naturalmente lo fa anche in Europa, Spagna e Grecia. Arriverà nel tempo addirittura a farlo per gli americani che non vogliono partire nella guerra in Vietnam. E poi succede una cosa, sono ormai più di 30 anni che sta facendo il falsario. A un certo punto gli arriva una doppia richiesta per lo stesso tipo di passaporto, per la stessa dittatura. Una di queste però gli offre anche $1 milione. E lì Julian capisce che qualcosa è saltato, la sua copertura non funziona più. Ecco, questo è ci avviciniamo al pezzo di cui non abbiamo certezza. Noi sappiamo questo, sappiamo che realmente in quel momento Julian si trasferisce in Algeria dove ha amiche e amici, perché deve fare una scelta. Quello che invece non sappiamo, non è possibile saperlo, è che cosa può essere passato per la testa di un uomo che ha passato più di 30 anni a salvare persone che non ha mai visto in vita sua, che ha annullato completamente la propria vita per fare questo, che è fuggito dalla sua nazione, dalla Francia, perché non ha voluto collaborare nel mantenere una dittatura, una polide, senza famiglia, solo con qualche amica, qualche amico. Ecco, questo noi non lo sappiamo. Possiamo solo immaginare che a un certo punto in una delle case in Algeria da amiche e di amici lui abbia preso un passaporto dalla sua borsa, e sempre dalla stessa borsa con cui ha salvato migliaia di persone abbia preso la sua penna, il suo inchiostro, i suoi timbri. E magari in quel momento ha ripensato ai quei 30 anni. O forse no, forse ha iniziato a pensare ai futuri anni. E questo non lo sappiamo. Sappiamo però che lui a un certo punto quella penna l'ha presa. Quella penna tanto pesante quanto leggera. E anche lì, di nuovo, la sua scelta l'ha fatta. Ecco quella firma. Julian Keller, il falsario di Parigi, scompare e torna in vita, da una vita lontana, Adolfo Kaminsky. Ma questa terza vita è un'altra storia. Grazie. Grazie. Chiediamo, se possibile, di avere luce. Grazie. Allora, solitamente dopo questo spettacolo chiediamo se qualcuno ha domande, però non sappiamo se sia il momento o lo spazio giusto. Quello che invece facciamo, prima di tutto, se volete fare domande o condividere qualcosa, noi ci siamo. Nel frattempo però ci va di raccontarvi anche 2 informazioni su questo. La prima è che nello studiare la vita di Adolfo Kaminsky abbiamo scoperto altro, cioè non che lo sappiamo solo noi, semplicemente prima non lo sapevamo. La prima è che, non so se lo sapete, ma nel mondo ci sono, potrei sbagliare, con le cifre sono un po' scarsino, 193 stati riconosciuti, realmente sono 196. 3 stati non vengono riconosciuti da tutti. Vi sto dicendo questo perché l'altra cosa
importante che io non sapevo è che c'è una classifica dei passaporti. Non so se voi lo sapevate o meno, però c'è una classifica, ed è una classifica non del passaporto più bello, ma è una questione di potere. Io sono sempre cresciuto con l'idea del passaporto, la prima volta che ho fatto il passaporto per me era una cosa meravigliosa, era caspita, sono libero. Studiando Adolfo Kaminski e anche un po' di storia dei passaporti ho scoperto che era una pia illusione. Il passaporto, per come lo conosciamo noi, nasce dopo la prima guerra mondiale. Esistevano anche prima documenti simili, cioè esistevano veramente da tantissimo, però per la concezione vicina al nostro è dopo la prima guerra mondiale. Nasce tra l'altro in via transitoria, cioè quello che si dicono gli stati è: dopo il caos che abbiamo combinato, ora ci serve un po' d'ordine, non è che se lo dicono in questo modo, ma il concetto è questo, usiamo un documento per controllare gli scambi. Sono passati 80 anni e ce l'abbiamo ancora, no, 100 anni e ce l'abbiamo ancora. Sta cosa non ha funzionato benissimo, evidentemente, perché il passaporto è un sistema di controllo, è un sistema di controllo e di potere, e questa classifica ce lo dice chiaramente. Guardate chi c'è al primo posto: gli Emirati Arabi. Potere economico, cioè non è che siamo qua a discuterne tanto, non solo, anche geopolitico, perché la classifica viene rinnovata periodicamente. L'anno scorso era Singapore, ok? Adesso abbiamo gli Emirati Arabi. 179 sono gli stati in cui loro hanno diritto ad accedere, a viaggiare, e sono ben accetti. Ok, 179. Noi non ce la caviamo malissimo a 176. Su perché ce la caviamo benissimo, potremmo discuterne. Nel senso che, ad esempio, l'Italia è lo Stato che negli ultimi 3 anni ha aumentato di più tra gli Stati europei il proprio fatturato per la vendita ed esportazione di armi. Un buon 80% di aumento, non è pochino, ok? E noi siamo in questo terzo posto, con un sacco di altri stati. Possiamo scendere, perché a questo punto andiamo alla base, vediamo chi sono gli ultimi degli ultimi, ok? I stati li accettano, sempre che riescano a fuggire, logicamente. A peggiorare la cosa, perché studiare queste cose non fa bene, evidentemente, abbiamo scoperto, certo, mica ci priviamo di avere, come dire, questo record. Ad ora ci sono delle organizzazioni nazionali e internazionali che fanno degli studi di questo tipo. 2 sono una norvegese e l'altra svedese, se non ricordo male, che stilano delle classifiche. Il 2023, perché del 2024 non ce l'abbiamo ancora, 2023 abbiamo avuto un indice di guerra pari solamente alla seconda guerra mondiale. Cioè 80 anni e non abbiamo imparato nulla, proprio nulla. Anzi, forse è peggiore, perché per via probabilmente della diffusione di queste guerre abbiamo un indice di rischio di mortalità delle bambine e bambini, che è una fascia molto ampia, non so, cioè si arriva fino agli adolescenti, dove potrebbero morire per effetti diretti o indiretti della guerra. Cioè 3/5. Vi do l'ultimo dato della buonanotte, scusate, però sono le motivazioni che ci portano da 2 anni a portare avanti questo spettacolo. Ce ne sono anche altre. Per un'altra è che nel 2023 ci sono state 122.000 morti dirette per guerra, e nell'ultimo trimestre, solo nell'ultimo trimestre, in Palestina sono stati circa 22.000. Non abbiamo ancora il calcolo del 2024, ma sappiamo benissimo quanto è cresciuto. Ok? Per cui ci sembra davvero importante raccontare non una storia di partigiani in generale, ce ne sono tante bellissime, partigiani e partigiane, ma la storia di Kaminski ha deciso di non stare ancora con i servizi segreti. Non è che l'abbiamo proprio presa benissimo. Poi a peggiorare le cose sono andato in Algeria a collaborare contro la loro dittatura, non ha funzionato. Forse l'hanno trovato, hanno scoperto che lui è un falsario. E immaginate che lui si sente costretto a fare una cosa veramente strappacuore, perché sparisce nel nulla. Kaminski è morto 2 o 3 anni fa, io sbaglio sempre le date. Come? 2023. 2023.
Tra l'altro, se vi capita di cercare in internet, c'è un bellissimo documentario che alterna interviste e animazione, fatto dal New York Times o New Yorker, adesso non ricordo, ma lo trovate. Ecco, la figlia, che è un importante... a un certo punto fa due cose. Prima di tutto inchioda, davvero proprio inchioda il padre, perché gli dice, scusate, ho saltato un passaggio, Adolfo è una donna algerina e loro vanno in Francia. E lì Adolfo avrà un'altra vita, fra l'educatore di strada, e a un certo punto diventerà anche un fotografo conosciuto a livello mondiale. Con questa donna hanno una figlia, nasconde qualcosa, cioè 50 anni di vita di questo tipo, qualcosa. Per cui, dicevo, lo blocca e gli fa un'intervista, dicendogli: mi devi raccontare tutto. Questa intervista diventa un libro. E questa donna in un TED a un certo punto racconterà che alla morte del padre lei si è sentita in obbligo di dover rintracciare questo uomo che apparentemente li aveva abbandonati. E questa era l'altra motivazione, perché sembra sdolcinato dirlo, però è evidente che una possibilità di trasmettere certi ideali esiste ancora. Questo è successo un paio di anni fa. Per cui sì, siamo in una situazione veramente di devastazione, però raccontare una storia del possibile per noi è diventato il senso di portare avanti questo. Non so se ho dimenticato qualcosa. Se voi avete domande noi ci siamo, se no ringraziamo ulteriormente la biblioteca e Giusy per tutto il lavoro di regia che è stato fatto, il comune per aver messo a disposizione lo spazio e quindi anche il cinema, ma anche per aver finanziato l'Incontro. Grazie, no, ce lo prendiamo subito. Volevo chiudere dicendo: ringraziamo Christian e il cinema che ci ha accolto e organizzato. Grazie.